Oggi lei è consigliere, ma nella precedente amministrazione era assessore alla nettezza urbana. Qual è la verità sull'osservamento e sul contratto con le ditte? Io in questi mesi sono stato in silenzio perché ritenevo giusto che questa amministrazione potesse lavorare e potesse dimostrare che le criticità di cui siamo stati accusati nel corso degli anni erano vere o non erano vere. Oggi la dimostrazione concreta, e tutti i cittadini possono accorgersene, è che noi abbiamo fatto il massimo di sforzo possibile per riuscire a rendere tutti i servizi collegati al comparto della nettezza urbana, e ci siamo riusciti in grandissima parte. Prima di tutto la raccolta differenziata portata al 72% e la pulizia della città, lo scerbamento, nella misura in cui era possibile farlo, ed oggi questa amministrazione si trova nelle condizioni peggiori rispetto che la nostra. La città si trova a subire oggi un trauma consistente dal punto di vista della pulizia, dal punto di vista dell'ascerbamento, dal punto di vista dell'igiene complessiva di tutto il territorio urbano. Quindi diciamo che le cose che sono state dette oggi nella conferenza stampa sono cose ovvie, cioè che non modificano di nulla la situazione precedente, né tantomeno alcune considerazioni che sono abbastanza generiche e vaghe possono essere il presupposto di un cambiamento radicale. Non c'è una prospettiva precisa. Per quanto riguarda lo scerbamento, la previsione contrattuale prevede lo scerbamento che doveva essere fatto dai netturbini, che dovevano essere dotati di una zappetta e dovevano contestualmente allo spazzamento anche scerbare l'erba più bassa. Siccome non lo facevano, allora io ho detto: dividiamo i netturbini in due gruppi, uno si occupa solo dello scerbamento e gli altri si occupano dello spazzamento. Ed oggi questa amministrazione ha visto che la scelta fatta era assolutamente giusta. Infatti le 4 squadre che noi abbiamo prelevato nelle turbine per fare lo scerbamento sono le uniche che ancora oggi lavorano sullo scerbamento. Per quanto riguarda lo scerbamento delle scarpate, dei retromarciapiedi e tutto il resto, originariamente nell'appalto è previsto questo tipo di scerbamento. Da oggi io sarò molto più presente e molto più vigile, perché penso che il periodo della luna di miele sia cessato e ora è necessario che i cittadini possano fare anche delle riflessioni più ampie, perché sono spariti dalla circolazione tutta una serie di soggetti i quali per professione polemizzavano o facevano una cosiddetta satira un poco di scarso livello, ma tempestivamente ogni giorno riportata sulle cronache dei giornali online, ed ora stanno zitti perché si sono resi conto che quello che facevo era molto di più di quello che si poteva fare.